Siamo qui oggi con Don Alberto Gonzato, ci è venuto a trovare e ha visto la mostra. Cosa le è sembrato di questa mostra? E guarda, ti ripeto una frase che ho sentito 3-4 giorni fa, io non l'avevo vista prima di oggi, ma l'ho voluta così, un tantino gustare perché vedo fette di vita che per me sono stati importanti. E alcuni giorni fa una persona venne, una persona che presta servizi in Barbarigo, non è un insegnante, e mi disse: sono qui da oltre 30 anni. Sono andata a vedere la mostra, l'ho guardata e mi sono commossa. E per me questa è la dichiarazione più grande fatta da parte di questa persona che stimo tantissimo e credo che sia l'impressione generale di chi è venuto. Anche una telefonata ricevuta ieri da un ex allievo e mi ha mandato alcune fotografie della mostra attraverso il telefonino, no, cercando di non tanto sollecitarmi perché sapeva che sarei venuto, ma di rivivere, rigustare quello che avevamo vissuto 50 anni fa circa, quando questo ragazzino era ex ragazzino era in prima media. Sai, io penso che le mostre sono storie, la storia, se è vissuta ed è stata vissuta, ha ancora qualcosa da dirci, ci insegna, altrimenti è una sfilata di curiosità per le persone estranee, ma per me e penso per chi la sta visitando, l'ha visitata in questi anni, è un ritorno, direi, un bagno di ideali e di spirito. Non dico di gioventù perché la gioventù è anagrafica, ma di gioventù nell'altro senso. Questa è la mia impressione. Ecco, lei quando è arrivato al Barbarigo e tuttora oggi frequenta il Barbarigo, insomma, Sì, dà sì. una mano all'assistenza spirituale. Quando è arrivato e cosa ricorda? Cosa ricordo? Io sono arrivato per caso, non conoscevo il Barbarigo. Ero prete da un paio d'anni, 3 anni circa, ed ero venuto esclusivamente per sostituire un sacerdote che faceva delle lezioni, degli incontri al liceo classico, al tempo di Monsignor Zannoni. Era malato, era Di che anno parliamo? nel 1960 ufficiosamente ho messo piedi in Barbarigo, ufficialmente nel 61. E sono venuto io per sostituirlo per questa conferenza. E dopodiché Monsignor Zannoni mi offrì il caffè e mi chiese se avrei avuto piacere far parte della famiglia del Barbarigo. E lei cosa rispose? Io ho risposto di non scandalizzare i preti, perché io non faccio quello che mi fa piacere, io faccio quello che è giusto e quello che è giusto lo sa il vescovo e lo sa il Dio ovviamente. E quindi che non chieda mai ad un giovane prete se gli piace fare una cosa o fare un'altra. Sono tornato la settimana dopo, già che la malattia di questo mio amico continuava, per una seconda conferenza. Ripresi il caffè da Monsignor Zannoni e mi disse: si consideri membro della famiglia del Barbarigo. Quindi ufficialmente ho cominciato con l'anno scolastico 61 e oltre, ma era stato qualche mese prima che ero nell'anno scolastico precedente che ho messo piede così, fuori ordinanza, in questa scuola, Quindi parliamo di 58 anni fa ormai. circa sì. Ecco, lei ha visto generazioni di studenti. Generazioni di rettori, perché dei 7 rettori a Barbarigo io ho conosciuto ben 5 rettori e presidi e generazioni di studenti. Come sono cambiati? Sono cambiati i ragazzi in questi anni oppure no? Il ragazzo non sarebbe un ragazzo se non cambiasse. I ragazzi sono meravigliosi perché
cambiano sempre e ci allenano noi che siamo diventati adulti a non dare mai per scontato niente e andare alla scoperta, alla ricerca di quella che è la novità della vita. Non c'è un meglio o un peggio, c'è semplicemente un diverso, perché la società è fatta così, perché l'età è fatta così, perché la psicologia è fatta così, perché le scuole sono fatte così, perché la politica è fatta così. C'è sempre un diverso. Sarebbe un bel guaio se i ragazzi di oggi fossero come quelli di allora. Vorrebbe E, dire che la società non è cresciuta. perfetto. E in che cosa sono cambiati dal suo punto di vista? In che cosa? Sì, In tutto, in tutto. E proprio perché questo cambiamento è costante e non ha mai un momento di sosta, questi cambiamenti non mi hanno mai messo in crisi, ma sempre destato una profonda curiosità di scoprire quello che non avrei scoperto se l'anno successivo fosse stato uguale all'anno precedente. Vocabolario, modi di fare, rapporti tra le persone, non sono meglio o peggio, sono semplicemente diversi ed ogni diversità è una ricchezza. certo. Ecco, lei è stato quindi al Barbarigo, però a questa attività nella scuola ha affiancato anche un'altra attività, che è soprattutto l'assistenza spirituale con gli zingari. Si dice così? Ma si dice quel che si dice. Ecco, ce lo dica lei allora. Cosa vuoi che dica? Non è affiancata, sembra una cosa strana, in qualche modo contraddittoria. Io gli zingari li ho incontrati, i Rom, i Sinti, la prima famiglia incontrata è stata gli Sinti, è stato, direi, senza colpa e senza merito in occasione del Barbarigo, perché un ragazzino del Barbarigo si era fatto male, era rimasto all'ospedale per un po' di tempo, sono andato a trovarlo e quando questo ragazzo è stato dimesso dall'ospedale, questo allievo, era in terza media, allievo della scuola, è stato dimesso, il vicino di letto mi disse: adesso che Paolo va via, lei non tornerà più. E sono tornato per il vicino di letto, il quale vicino di letto aveva vicini di letti, si è fatta una catena, tutte le sere andavo all'ospedale. Di che anno parliamo? Nel 65 circa, 60, no 64, 60, sì, circa quell'età lì. Quindi ha Ero, iniziato a frequentare sì. l'ospedale. Finché è arrivato un ragazzino sinto con il bacino fratturato e sono rimasto vicino a lui il tempo della degenza, quindi lo portai in carovana vicino a Chioggia, quindi un rapporto con quella famiglia e io ho scoperto che la gente dei paesi, vedendomi, allora portavo l'abito talare, vedendo un prete che era lì, che prendeva il caffè o seduto in terra, vicino a sta carovana, mi guardava con aria strana. Guardai allora nell'elenco, Nell'annuario. nell'annuario della diocesi, se esisteva un qualche cosa che che poteva interessare, non mi ero mai posto il problema degli zingari. Dell'assistenza spirituale appunto Ma agli zingari. l'assistenza spirituale è una parola che è meglio non usare, perché la vita spirituale è una vita profonda ed è sempre personale, l'assistenza è sempre da qualche cosa di esterno, mentre la vita spirituale è comunione, non è assistenza. Una volta si chiamava assistente, ma eravamo tanto trogloditi nel chiamare le cose importanti con nome poco importante per non far confusione. Quindi è E mi iniziata disse, così, non c'era nessuno e che non c'era seguiva nessuno, le carovane, e il diciamo. vescovo Bortiglione, a cui devo sempre tanta riconoscenza, ha detto no, non c'è nessuno, perché non ci si è pensato, perché oppure... Dico, ma possibile che tutti se vogliono hanno uno, due, tre preti, parroco, cappellano, una volta ce n'erano tanti, l'assistente degli scout, dell'azione cattolica, gli imprenditori dirigenti, eccetera. Possibile? Ed un popolo intero non ha un prete.
E questo mi ha creato un problema. Dico, che faccio? E il vescovo mi disse, vai, per me è stato il mandato. Mi ha abbracciato e quell'abbraccio è stato il mandato ufficiale, perlomeno affettivo. E quindi da allora, parliamo del 65-66, come si è svolta la sua vita tra Barbarigo e le carovane degli Guarda, mi zingari? ha condizionato meravigliosamente. Con le carovane andavo, poi presi un furgone dentro cui abitavo nei momenti di possibilità, sabato, domenica, abitavo durante le vacanze, Pasqua, Natale, e giravo, era la mia casa quel furgone, alloggiato nel cortile del Barbarigo, ma nello stesso tempo la scuola del Barbarigo, il mio insegnamento di religione, mi ha messo nella condizione di leggere il Vangelo in una luce che non avrei vista nel profondo e nel mistero e nella sorpresa, nella scoperta e nella gioia e nella novità che io vedevo nelle carovane. Sia i ragazzi del Barbarigo sia i Romi Sinti sono stati i grandi miei maestri di vita. E così anche quell'esperienza all'ospedale, così anche il collegio di rieducazione Venezia, tutte cose legate l'una all'altra. Perché vedi, in Barbarigo ho cominciato a intendere la storia come volontà di Dio ed ogni situazione che si incontra è una situazione storica. E quella storia lì per me è storia di salvezza perché mi ha salvato dal grigiore, mi ha rivelato quello che è giusto fare, non ci avrei mai pensato se non avessi incontrato la storia. E la storia per fortuna cambia sempre, pur rimanendo storia che sembra legata a degli eventi necessari. No, no. In particolare, che cosa le hanno insegnato i ragazzi del Barbarigo e che cosa invece ha imparato dai Sinti e dai Rom? Salve, ciao, ciao. Cosa mi hanno insegnato? I ragazzi del Barbarigo mi hanno insegnato ad avere pazienza con me e quindi ad avere pazienza con tutti. E così altro mi hanno insegnato la teologia, ma anche i Romi, i Sinti mi hanno insegnato la teologia. Nelle forme concrete, non nelle forme classiche, non nelle forme libresche, scolastiche, ma proprio nel concreto dell'esistenza. Non so, potrei avere mille ricordi, mille aneddoti. Raccontiamone uno, un ricordo forte, per esempio, del suo, chiamiamolo apostolato, anche se lei probabilmente non le piacerà il termine, con i Rom e i Sinti. Ma io credo che sia questione di presenza, come il nostro Signore è venuto ad essere presente in mezzo a noi. Cosa mi hanno insegnato? Tutto. La gratuità, intanto. Il, dai che ricordo una nota teologica precisissima che mi insegnò un ragazzino il giorno precedente il funerale di suo fratello, ragazzino, ex ragazzino, aveva 40 anni, ma l'avevo conosciuto da bambinetto ed era morto il fratello. Allora sono andato in strana per stare vicino un tantino a questa famiglia e sapevo che il funerale sarebbe stato il giorno dopo, in parrocchia Istrana. Il parroco si era interessato, era venuto presso queste carovane ed era molto, molto vero in questa presenza. Quindi il fratello sopravvissuto mi fa: domani tu ci sei per il funerale. Io avevo scuola, non potevo mettere in difficoltà il Barbarigo, anche perché il funerale sarebbe stato comunque svolto e svolto con tanto spirito. Ho detto: guarda, non ci sarò, sono venuto adesso perché domani ho scuola e ci sono degli incontri che non avevo programmato di spostare. E ricordo che mi ha detto:
con severità e con amore, perché le cose sono sempre unite quando sono sincere. Però ricordati, tu fai quello che è giusto fare secondo te o per te. Però ricordati che quello che tu potresti fare domani per noi non lo potrai fare mai più. Farai altre cose magari più belle, ma quella lì non ci sarà più. E ho intuito il valore di quel timeo Jesum transeundem, che non vuol dire paura, ma vuol dire capacità di discernimento. Temo Gesù che passa. Ma passa, mi si ripresenterà. Io non lo so, sì, no, in ogni caso sarà sempre diverso. A me ha insegnato, questa qui è teologia, nel vero senso della parola, il valore del momento presente che è profezia di eternità. Alla fine che cosa ha deciso quella volta? Ah no, io sono andato a Barbarigo. Sarebbe stata una presenza, come dire, affettiva, sentimentale, importantissima, ma di fronte a determinate scelte devi vedere che cosa è opportuno, che cosa è giusto. Ed era giusto che non mettessi in difficoltà i miei colleghi in Barbarigo, la presidenza, la direzione, ho 5 ore di scuola, come posso telefonare a una certa ora di sera, domani non ci sono per 5 ore. Senti, com'era Monsignor Zannoni, il rettore con cui è arrivato al Barbarigo? Un grande. Con me ha sempre avuto un rapporto eccellente. Intanto la saluta Giampaolo Magagna, ex allievo del 1962. Grazie. Ciao Don Alberto. Caro Paolo, ti faccio tanti auguri, buona vita e chissà che le circostanze ci possono far incontrare. Sarebbe bello guardarti in faccia e dire come siamo cresciuti. Ecco, Ti Zannoni, posso raccontare un particolare? Perché siamo vedi, qui. le teorie sono belle, ma sono le cose che devi inventare al volo. E credo di non poter essere smentito. Ero in Barbarigo da un paio di mesi circa. Avevo una lezione in una classe alla quinta ora, quarta ora. Dopo 3 minuti che ero entrato in classe, comincio lezione, erano ragazzini della seconda superiore, vedo che è volato in classe un aeroplanino e io ho dovuto in un nanosecondo decidere che cosa fare, perché se lascio correre nell'arco di pochi secondi volano 10 aeroplanini, allora devi fare il duro e quindi perdi tutto. Se invece manifesto il pugno come allora si poteva usare, no, non si poteva usare, non sarebbe mai stato, perlomeno il pugno della severità, riportando ad un ordine costituito, io avrei perso la confidenza dei ragazzi, soprattutto sarei diventato, non mi conoscevano, il cattivo, quello che li ha puniti, quello che... E allora ho preso l'aeroplanino, ho scritto un biglietto, ho detto al ragazzo che l'aveva fatto volare, vai dal preside con questo biglietto e il registro di classe. Lui è partito ed è tornato mezz'ora dopo circa. C'era un senso di timore forte in mezzo ai suoi compagni. E quando è tornato dopo mezz'ora mi mette il registro sulla cattedra, mi abbraccia e va al posto. Cosa c'era scritto su quel biglietto? Sul biglietto c'era scritto che era volato durante l'ora di religione un aeroplanino mal costruito, che per favore il preside gli insegnasse a farli bene gli aeroplanini. E lui c'è stato, il preside disse, Zannoni disse, dopo aver chiacchierato a lungo col ragazzo, ritorna dentro, di niente nessuno, per cui questo è un segreto tra te, me e Don Alberto. Questa è la grandezza
una pedagogia fine, un grande amore, una grande sensibilità e l'intuizione di che cos'è nascosto dietro. Senta, e invece Monsignor Mortin, che è stato il rettore dopo Zannoni, che ricordo ha? Fantastico, pure, sono stati fantastico pure e potrei andare avanti con un altro aneddoto. Siamo qui apposta. Ricordo era un giorno di primavera e i ragazzi di una classe affidabilissima quanto mai mi avevano chiesto con il tepore primaverile di scendere e fare lezione fuori in cortile. Dissi allora, guarda, io la farei volentieri, ma non vorrei poi che qualcuno dalla finestra dice, boh, Don Alberto è giù che fa lezione, andiamo anche noi, prof. E magari io con voi ci sto, ma può darsi che quel professore XY con una classe sconosciuta a me, ma a lui, possa non fidarsi, dire ma no, e quindi non voglio mettere in crisi i miei colleghi. Ne parlerò col preside. Sono andato dal rettore alla fine della lezione e ho detto, mi hanno chiesto così, se è una giornata bella possiamo andare giù a fare lezione. Cioè, sì, fa Mortinga. E la volta successiva siamo scesi, la settimana successiva siamo scesi, una lezione bellissima. Terminata la lezione si risale in classe, il Monsignor Mortinga si accoda, io sistemavo alcune cose ed ero staccato e ho domandato ai ragazzi, ma da dove venite? Abbiamo fatto lezione giù in cortile. Con chi? Con Don Alberto. Il rettore si era forse dimenticato di avervi dato quel via e disse tra sé e sé, a mezza voce, ma chi gli avrà dato il permesso? I ragazzi ve l'hanno detto immediatamente. Dice, guarda che il preside è arrabbiato con te. Dico, no, non è possibile, ha detto così, così, così. Io ovviamente sono andato a cercare il preside per chiarire la cosa. E gli ho detto, guardi che i ragazzi hanno l'impressione che lei sia arrabbiato con me. Io so che non è vero, ma loro non lo sanno. Per favore glielo dimostri. E lui cosa E fece? che cosa dovrei fare? Oh signore, io non lo so, ci pensi lei? La lezione successiva, inizio, era un lunedì, ricordo, che c'erano 2 ore di religione allora a scuola. Lunedì la prima ora, sento dopo 2 o 3 minuti, sento bussare la porta e arriva Monsignor Mortinga. Ah, è lei, Don Alberto, guardi, avevo un po' di tempo, posso fermarmi qui a sentire così, partecipare alla lezione? Dico, senz'altro, per fare la sedia accanto. Non ha accennato al fatto, è cominciata una conversazione tra il rettore, me e i ragazzi sui temi che stavo svolgendo e lui ci stava molto a questo colloquio ed è stato piacevolissimo, una lezione estremamente produttiva. Quindi alla fine mi ha dato la mano, ha ringraziato, ha fatto gli auguri ai ragazzi e via, non ha detto niente. I ragazzi hanno capito che non era arrabbiato con me. Per me anche questa è finezza. Grande finezza. Senta, Giulia Codogno la saluta, ti ricordo con affetto Don Alberto, un abbraccio. Ed è che un abbraccio virtuale, già che non posso abbracciare la telecamera, anche da parte mia. Ecco, se volete salutare Don Alberto, scrivete e commentate. Ecco, abbiamo parlato prima di biglietti, Tanti dei allievi hanno ancora dei suoi biglietti con scritte un pensiero, spesso una citazione, a volte persino dei disegni. Com'è che è nata questa diciamo, pastorale dei biglietti, eccetera? E ricordiamo spesso ancora che ancora oggi, chi segue la nostra pagina Facebook lo sa, ogni settimana Don Alberto ci regala un pensiero, una citazione che noi pubblichiamo. Ecco, com'è nata questa idea? Vedi, è nata nel senso che non è nata, è stata semplicemente un proseguo di rapporti importanti
E voi Natale, voi la fine dell'anno ho sempre lasciato un segno che io esisto ed esisto perché so che i ragazzi e anche i miei colleghi esistono per me e con me. E questa manualità mi è venuta spontanea, come in casa ci si fa il regalino, Intanto Patrizia Landini scrive: Don Alberto conserva ancora uno dei tuoi segnalibri fantastici. Un abbraccio. cara, Sono rimasti. un'altra partita con i segnalibri. Ricordo di aver fatto, e alla fine dell'anno poi sempre un oggettino a tutti i ragazzi, e quindi il pepe e il sale della settimana è una evoluzione di quella roba lì, di quel modo lì. E, vedi, io sono di una convinzione che per me è precisa, che le persone sono importanti perché sono persone e sono quelle persone lì. Ed un ricordo non è un ricordo, è soprattutto un vivere quello che quell'oggettino mi può riportare. Entro in una clinica universitaria, il vice primario era stato un mio allievo e sulla sua scrivania c'erano gli oggettini che gli avevo regalato, che erano una pallina di ping pong incastrata su un omino fatto di carta arrotondato con gli occhietti, che era forse l'augurio di cose che fanno sorridere, perché l'importante non è la austerità del messaggio, ma il sorriso che ne viene. Allora si cambia, e si cambia veramente. E perché cambio io, intanto pensandoci che cosa può far piacere, che cosa può fare sentire un ragazzo benvoluto. E quando una persona è benvoluta sarà capace di volere bene. E quando una persona è capace di volere bene, un po' alla volta cambia il mondo, con altre persone capaci di volere bene. Quindi la pastorale, chiamiamola pure così, anche se sembra che la pastorale sia studiata a tavolino, la pastorale è inventare qualche cosa perché ogni figlio di Dio sappia che è amato. Da Dio non ci piove, ma anche dalle persone. E quindi diventato capace di amare fa il mondo migliore. Ecco, lei appunto si parla ogni tanto anche di scuola cattolica, di scuola paritaria, spesso anche nella stessa chiesa. Intanto Patrizia Gregori saluta: ciao Don Alberto, noi ci siamo sentiti ben voluti veramente da te. Patrizia Gregori, una sua ex Cara, allieva. E, cara, e, ecco, si parla a volte nella stessa chiesa sull'opportunità e sull'utilità di una scuola cattolica. Ecco, nella sua esperienza, a cosa serve una scuola paritaria, una scuola cattolica? Cosa ha rappresentato anche nel suo percorso? guarda, può sembrare che sia banale, dico non lo so, perché le risposte fatte sono facili. Ma durante la mia esperienza io dico che cosa mi ha dato e che cosa ha dato ai ragazzi. Non so, un grande rispetto della libertà. Io ho studiato il Tito Livio, il liceo l'ho fatto lì, una scuola che ho stimato tantissimo, erano anni prima di guerra, quarta, quinta ginnasio, c'era la guerra, e poi con professori che ho amato follemente, veramente, ma la libertà che io come docente, oppure con i ruoli che avevo di padre spirituale, termine strano, ma giusto d'altronde, perché padre è chiunque tira su qualcuno, ecco, e tira su volendogli bene. La libertà che io ho avuto di esprimere la fantasia nelle situazioni più strane non l'avrei mai immaginata in nessuna scuola al mondo. Se è vero che Cristo ha detto che ci è venuto a portare la libertà e ci tiene la nostra libertà nella conquista della verità, qui trovo libertà e verità che giustificano una scuola
libera e capace di dare la verità che stiamo gestendo attraverso la cultura, attraverso chissà che cosa. La scuola cattolica, se è cattolica, non è per una matrice, ma è perché dà libertà e aiuta a crescere nella verità. Poi Certo. tutte le definizioni vanno come vanno, insomma, ma non mi importano le definizioni. A me importa una scuola libera, una scuola in cui voi genitori, voi figli, voi ragazzi, voi professori, voi tutte le componenti della scuola si sentono liberi di esprimersi verso un meglio e abbiano la possibilità di esprimersi verso un meglio. Per me il Barbarigo è una scuola libera, per l'esperienza che ho fatto di libertà, inventandole tutte, Ecco. e mai trovato un ostacolo. Quindi una scuola di libertà, e questo è il senso innanzitutto di una scuola paritaria, una scuola cattolica. Io penso di sì, però sai, non voglio che la definizione poi diventi un tantino anchilosata, perché Certo, tradendosi. Senta, un'ultima domanda. Oggi pare che educare sia particolarmente difficile, anche per un divario tecnologico, con questi ragazzi che hanno il mondo in tasca, questo telefonino che può metterli in contatto veramente con tutti, dal meglio ma anche alle cose peggiori, gli istinti peggiori, diciamo. Gli educatori e i genitori spesso sono in difficoltà a vietare, permettere, controllare. Lei, nella sua esperienza di oltre 60 anni da educatore, anche questo è un termine immagino che non le piace tanto, ma ha qualche consiglio? Come rapportarsi a queste sfide oggi, ecco, in cui sembra veramente tutto essere cambiato? penso che nessuno abbia una ricetta tecnica. Io certamente non ce l'ho, anche perché non sono un nativo digitale. Per fortuna sono ancora tanto affezionato ai miei pezzetti di carta, ai pizzini, ai piccoli messaggetti in cui si trasmettevano le... Ecco, io credo che sia, ma faccio difficoltà a dirlo, faccio difficoltà perché non ho esperienza, io ho degli strumenti, ho il computer, ho lo smartphone di cui mi servo per le cose essenziali. E, i social non li conosco, alla mia età non saprei neanche come entrarci dentro, e non mi sento privato. Probabilmente è importante avere costantemente un colloquio, che tutti, dico ragazzi, non ragazzi, sappiano il fascino di dirci le cose guardandoci negli occhi, perché è facile dire delle cose anche crude nell'anonimato, con le spalle coperte. No, penso il senso della responsabilità, a questo arriva, non... Ecco, io ritengo che i mezzi di trasmissione, come tu dicevi poco fa, siano semplicemente degli strumenti, ma è la coscienza, la bellezza del rapporto vero, vivo, tra le persone. Poi non so se dicendo questo sono strasuperato, non lo so. Di fronte a persone che mi chiedono dico sempre: guardiamoci in faccia, e se non siamo capaci di guardarci in faccia, inventiamo il modo di guardarci in faccia. Ecco. Allora ci si può dire di tutto. Ecco, noi ricordiamo che la mostra qua Barbarigo Cent'anni di Gioventù è qua al Centro Culturale San Gaetano fino al 24 di febbraio, è aperta ogni giorno dalle 10 alle 19, è assolutamente gratuita. Sul sito ci sono anche gli incontri di giorno in giorno aggiornati sulle persone come Don Alberto che potete trovare alla mostra. Ecco, vogliamo mandare un saluto agli ex allievi e agli amici del Barbarigo che ci guardano, Don Alberto. Dai, amici del Barbarigo, una bella parola. Ed ex allievo, so che c'è la tradizione degli ex allievi,
Ecco, Jonathan Ceretta per esempio dice vai Bello, alla grande Don Alberto, bello, bello come il sole, cuoricino e pollice in alto. bello come il sole. Sai come io traduco ex allievi? Come? Excellent allievi. Allora dentro ci sono tutti, prima, durante e dopo. L'ex non è qualcuno che sta al di fuori, ma è qualcuno che ci sta dentro in modo eccellente, a prescindere dall'età. Nicoletta Zennari scrive complimenti Don Alberto, avanti così. E insomma, vediamo Don Alberto è in forma insomma, 65 anni al Barbarigo, 68 anni al Barbarigo. Ancora oggi continua a frequentarlo. Sì, perché sul luogo del delitto ci si ritorna. E poi ho scoperto, adesso che sono al di là di ogni ruolo e fuori ordinanza in tutti i sensi, Una libertà. non solo, sono lì e vado lì, non soltanto per essere ricco, per motivi sentimentali, no, per carità, questi qui sono degli accidenti, nel senso che ti capitano. Io mi rendo conto che proprio adesso che non ho niente da dire, riesco ad avere rapporti più importanti di quando avevo qualche cosa da dire, perché sono nella libertà più piena. Solo ascolto. Tiziana Papalini scrive: Caro Don Alberto, io non ti ho conosciuto, ma ti riconosco nelle parole di mia sorella Laura Papalini. Grazie anche da me. E io ringrazio te e mi saluti tua sorella. Tanti la salutano, tanti la ringraziano, tanti riconoscono questo seme che è stato gettato al Barbarigo anche dalla sua opera pluridecennale. Ecco, grazie Don Alberto, da tutti noi, dal Barbarigo e come dicono tanti, avanti così. Va bene, anche perché non sarei capace di far diversamente. Buona giornata.